faccio un esempio, l'altro giorno mio marito è rientrato a casa dal lavoro e gli ho detto piano che appena lavate il pavimento del salotto, mi raccomando, entra con le scarpe ora che polizia, mi raccomando. Carusi, pare che ci rissi c'ha secche scarpe. È allucinante. C'ha è entrato con le scarpe, io ci ma chi sta facendo? Lui mi ha guardato come un alieno e mi disse, ma me l'hai detto tu puoi entrare con le scarpe? Mi dicisti magari, mi raccomando. Cioè io avevo mano un decanga a quattara, ci si entra con le scarpe e mi raccomando che ho pulito il pavimento, lui la frase, anziché essere aggressiva, l'ha sentita, amore, siccome ho pulito da poco il pavimento del salotto, ti prego, entra con le scarpe e tapparia, tutto paro, perché ci tengo, capito? Ci tengo. Mi piace che poi come tappare io scelgo un'altra volta, ci tengo, mi raccomando, può essere mai, non può essere mai. E poi non ci capiscono. Allora, il linguaggio femminile, il cosiddetto donnesco, è molto semplice. No vuole dire sì, sì vuole dire no. Forse non è che noi non lo sappiamo cosa vi vogliamo dire, lo sappiamo, è che non ve lo vogliamo fare sapere. Quel forse per noi significa zetto, lo si ce la fai. E non indovinano mai. Per non parlare di quando noi siamo nervose. Maronna, bravo. Quando noi siamo nervose, intanto dopo che tu sta mezz'ora per sbraitare, che stai sbraitando, perché tu? Dopo che per mezz'ora dici perché tu, il tuo Italia ti fa, ma che è per colpa mia? Ma che domanda è, scusami? È normale che è per colpa tua. Ragazzi, finalmente siamo in diretta! Questa bellissima diretta Facebook! E guardate con chi sono, con mio nonno, saluta! C'è un rince telefonato che mi assomiglia, ma com'è? Nonno, sei tu, è una diretta Facebook, così tutti si fanno i fatti nostri. Non si fa. Lo vedi, non ne capisce niente di Facebook. Si è fatto il solito. Che fa cominciare il solito ogni un po'? No, non litigate, vi ricordo che siete qua per farmi prendere un sacco di like. Papà, tu non mi fare brutta figura come l'altro giorno al centro commerciale. E che ci posso fare se arrivato al reparto di elettrodomestici mi è venuta voglia di fare l'amore? Ma no, cuscai da bagno. Ah, un'era tomate. Papà, mamma ci sta guardando appena torni a casa. I cavazzonate. Se fece incocciare, di certo poi che è una cosa inutile. Grande nonno. E tu sei la cosa piglia e caro, capezza? Ma ne sciariamo per Non litigate, siamo qui per raccontare delle nostre storie. Ieri sera, per esempio, sono stato in discoteca. Tu alla nonna l'hai mai portata in discoteca? Tua nonna ha una vita che mi domanda di andare in discoteca, io ho sempre detto di no. Però l'altro giorno non ce l'ho fatta più a sentirla e l'ho portata a una serata techno. Ma quella musica si porta il cervello. Ma tua nonna manco, babbia. Grande nonno, sei troppo figo. Ah, e ci è arrivato adesso il primo commento. Ci chiedono quale cocktail prendiamo solitamente in discoteca. Tu, nonno? Io prendo il Cuba Libre, ci metto il limone se non mi viene acidità. Io un vodka e Red Bull. E ci metti il ghiaccio se no ti ubriachi. Io prendo un Negroni. E ci metto la vasellina se no ti brucia. Già tu provai, se cosa che c'entro io? Non litigate. Oh. Ma sei tu capacoiata. Smettetela di litigare. A te, giovanotto. O se fa. Nonno, ma non sta facendo niente, sta solo bevendo un po' di Coca-Cola. Ma che è questa Coca-Cola? Ai tempi miei io sì che bevevo veramente. Sì? Io ogni giorno mi giravo 3 taverne. In una bevevo solo birra, in una bevevo solo vino. E nella terza? E qui ci è arrivato mai. Invece chi sta appena visto che su cosa sfuggiava, questo perizoma, questo culiforo, sta uno schigli come tante pazzi, imbriachi, all'una e mezza finisce sta festa, si inficca una macchina, non ragiona uno più e pure. Figa, arriva una macchina se c'era freddo, una serata di freddo, appena ne esce una macchina, ci scappa, tira a fare la pipì. Sta un paziente, dice, una ho faccio. Non me ne vai, non ne niemo, no, cane virno, c'ha uno in cimitero a petto. Ci inficcavano le caizze. Io di mascolo mi scandava. Chisti, perché le donne sono sempre le numero 1, sono coraggiose, non ti scando di niente. Chi ma che ti scanda? C'ha semo. Figlia, c'ha seno.
si misero era una tomba, fanno la loro pipì, a un certo punto chi le dice, Marcio, dice, come una polizia, dice, i mutanne pesse. Dice, tu, dice, ma io non saccio. Dall'altra parte c'era, sarà che c'era stato un motto frisco, c'era ancora, c'era una bella ghirlanda. Chi si pigliano un poco di erba perché c'era la rugiada, si puliscono e se ne vanno a casa. L'indomani mattina i mariti che erano colleghi si incontrano, sente, bare. Ma ieri tua moglie come finito? Dice, ma perché qui non era con tua moglie? Dice, sì, ma come sarà con chi va a casa? Dice, a me come sarà con io? Ubriaca, che non ragionava più e senza mutanne. Siato, a me magari, ubriaca, senza mutanne e con un bigliettino inficcato in suo culo, con la scritta gli amici ti ricorderanno sempre. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sparano, però si sta cercando.